Tutto il merito dei 5 o 6 ragazzi che ci hanno creduto dall'inizio mettendoci soldi di tasca loro, presidente Corazza che ci ha aiutato, ci è stato vicino, e poi veramente un gruppo di persone non solo della valle, per cui neanche tanto agevolati nel venirsi ad allenare su a Sottocolle. In effetti, come ha detto Luca, non è facile vincere un campionato al primo giro. Ha pagato la serietà. Io ho sempre detto ai ragazzi che non siamo i più forti, se vinceremo non sarà perché saremo i più forti, ma perché siamo i più seri. Il ringraziamento va fondamentalmente a tutti i ragazzi che hanno creduto nel nostro progetto, un progetto nato a giugno in cui nel giro di 2 mesi abbiamo tirato su una squadra, e il ringraziamento a tutti di loro, di ragazzi come loro che non hanno mai stato un allenamento, sono venuti fino a Sottocolle da Genova. Non si può fare altro che dire grazie, perché per noi che siamo di lì è un po' più facile, per la gente che comunque abbraccia il nostro progetto, ragazzi anche più giovani che non giocavano a calcio da diversi anni, è qualcosa di fantastico. Poi il gruppo, la base è fantastica, ci conosciamo da 15 anni tutti e quindi è stato facile amalgamarci tra di noi insieme a loro comunque. Io da quando mi sono fatto male ho saltato un po' di partite, un po' di allenamenti, però il gruppo mi è sempre stato vicino, anche creduto al mio rientro. Era tanti anni che non giocavo a pallone, mi hanno coinvolto in questo grande gruppo e ne sono felicissimo perché è stato tutto bellissimo.